Il mese di giugno per la comunità di Sant'Antonio significa anche scegliere dei progetti di solidarietà e sostenerli. La Caritas Sant'Antonio infatti opera in tutto il mondo e giugno è il mese ideale. Con la tredicina, le 13 invocazioni che avvicinano alla festa, ci si prepara al meglio seguendo l'esempio del santo che aiutava i bisognosi. Quest'anno i progetti sono due, il primo in Italia. Sono realtà organizzate che magari sono a sostegno delle alcune categorie di persone, come possono essere gli anziani, piuttosto che i minori, i migranti, i poveri, quella vicinanza quotidiana che i nostri frati hanno nei confronti delle famiglie che vivono nelle parrocchie. Il secondo progetto si sviluppa in India, nel nord-est. Consiste nella realizzazione di una scuola. Questo villaggio che è ricco di vita legata ai bambini e ai ragazzi, non hanno una scuola attualmente vera e propria in costruzione, ma hanno una scuola di bambù. Per sostenere questi progetti si possono seguire le indicazioni del sito caritasantoniana.org e mentre continuano in Basilica gli appuntamenti del Giugno Antoniano, come sempre Rete Veneta, emittente del network Media Nord-Est, continuerà a portare nelle vostre case la devozione verso Sant'Antonio. Fino al 12 giugno molteplici gli appuntamenti nel pomeriggio, si parte alle 16:55 con le riflessioni quotidiane di Padre Mario Conte, alle 17 il Santo Rosario, alle 17:30 la preghiera della Tredicina che culminerà alle 18 con la Santa Messa.